Quando c'è la passione, che ce l'hai nel sangue, riesci a fare tutto. Si chiama Celestino Drago, chef nato in Sicilia, Galati Mamertino nel Messinese, ha fatto fortuna in America dove è arrivato da immigrato ed oggi è proprietario di una dozzina di ristoranti tra Los Angeles e Beverly Hills. Lavora insieme ai 5 fratelli. In America è ritenuto fra i 10 migliori del suo settore. Fra i suoi clienti star internazionali che ha incantato con un timballo di pasta con melanzane che rievoca proprio i sapori genuini di Sicilia. Danny De Vito, per esempio, è uno che piaceva molto questo piatto. Un altro, capito, Vincent Schiavelli. Sono delle melanzane fritte tutte avvolte di questa teglia, questi contenitori, dipende quando li vuoi fare grandi. Dopo ci sono delle ziti, prendete con un ragù di carne, uova sode, del prosciutto cotto, formaggio che si squaglia, ricoperto con la melanzana, dopo a forno. Lo chef si avvale dei produttori dell'isola per le materie prime e proprio a Los Angeles a metà ottobre ci sarà una fiera dedicata al Made in Italy dove la regione verrà rappresentata da Io Compro Siciliano con prodotti di circa 70 aziende ed è anche questo l'obiettivo dello chef Celestino Drago, trovare ed utilizzare sempre più materie prime della madreterra sicula. Promuovere la nostra terra, promuovere i produttori. Un siciliano può lasciare la Sicilia, ma la Sicilia non lascia mai il cuore di un siciliano.